Abbiamo un'invasione al femminile, le Pink Armada. Ciao ragazze! Ciao a tutti! Questa sera i palazzi di Cison tremeranno perché il vostro non è rock ma è hard rock, siete delle rockettare pure. Assolutamente sì. Ma una cosa, una curiosità, i ragazzi con voi scappano. Ma diciamo è che sì, esatto, siamo noi che scappiamo dai ragazzi di solito, però sì, dai, diciamo che li facciamo intimorire abbastanza. Com'è andata? Com'è nata questa idea di una band al femminile? Allora, diciamo che tutte e cinque siamo grandi appassionate del rock, chiaramente. Poi diciamo che è stato più un incontro di spiriti, ci siamo incontrati, abbiamo detto perché non facciamo un po' di rock insieme ed è nato questo progetto, ormai andiamo avanti da quasi 4 anni e ci divertiamo prima di far musica addirittura. A chi vi ispirate con la vostra musica? Allora, noi facciamo un repertorio che va dai Led Zeppelin, Deep Purple, AC/DC, quindi abbiamo proprio i grandi classici, proprio i grandi maestri della storia del rock. Il vostro cavallo di battaglia? Diciamo pure i Led Zeppelin, secondo me. No? Concordate, ragazzi? Il Led Zeppelin. Chi è la monella del gruppo? Io. Perfetto. Sì, ma anche loro non scherzano, però diciamo pure che anche loro non sono male. Perché i visitatori di Artigianato Vivo dovrebbero venire ad ascoltarvi stasera? Perché proponiamo una scaletta veramente ricca di rock and roll, fa bene a tutti. Speriamo di far divertire e almeno strappare qualche sorriso e, secondo me, un po' di fitness unito a un po' di danza fa benissimo. Sono d'accordo con voi. Un pezzettino live? Allora, long live rock and roll, long live rock and roll, long live rock and roll. Ragazzi, eccezionale.